Oggi è il primo Non è un giorno? caso Sì, isolato sto quello di Don partendo. Albino Sto Bizzotto, il partendo prete adesso. dei poveri, fondatore dei Beati Costruttori di Pace. 370.000 euro in 2 anni, da luglio 2018 a luglio 2020. Tanto ha dato il sacerdote a un gruppo di nomadi convinto da bugie e ricatti, a fronte di un numero esorbitante di telefonate, 14.000. Soldi che Don Albino si sarebbe fatto prestare da persone e che sarebbero stati della stessa associazione di cui adesso non è più presidente. 11 le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare al termine dell'indagine della Guardia di Finanza di Padova con l'accusa di tentata estorsione e circonvenzione di incapace, tra di loro anche il mago delle truffe con lo specchietto. Non un caso isolato il suo, vittime di raggiri e truffe non solo preti attivi in un'associazione, ma anche i sacerdoti delle parrocchie. Siamo stati raggirati per somme molto alte e questo ci preoccupa. Ci preoccupa perché ovviamente qualcuno se ne approfitta e qualcuno ci rimette e in genere a rimetterci sono le persone anche deboli e fragili, come possono essere i preti più anziani. È brutto questo. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato a ipotizzare almeno 1.800.000 euro di ammontare di cifre legate a truffe. Da un anno e mezzo la diocesi di Padova è al lavoro in stretta sinergia con la Guardia di Finanza. I parroci vanno sostenuti e aiutati a capire quando qualcuno si sta approfittando di loro. Vanno anche aiutati a non sentirsi soli e a condividere le decisioni.